Buongiorno, benvenuti nella sala consigliare del Comune di Montebelluna per un momento importante che riguarda al ciclismo, il ritorno del Criterium, o più conosciuto come circuito degli Assi, e in una giornata, quella del 29 maggio, all'indomani della conclusione del 100° Giro d'Italia. Ritorna l'ultima edizione del circuito degli Assi, si è disputato nel 2009 a Brescia, una lunga pausa se vogliamo, ritorna a Montebelluna, ritorna in provincia di Treviso, in questa cittadina che sarà teatro il 29 maggio dal pomeriggio fino a tarda sera di un interessamento a tutto tondo del ciclismo. Perché dico tutto tondo? Perché non parleremo soltanto dell'ultimo atto che è riservato ai professionisti, che il pubblico appassionato di ciclismo fresco dalle oltre 20 tappe del Giro d'Italia se li ricorderà e li vorrà vedere in prima persona, ma inizieremo nel primo pomeriggio con i giovani. C'è un percorso molto interessante che questo neonato comitato organizzatore Cycling Stars Criterium ha messo in piedi. Il percorso è il seguente: coinvolgere i giovani che già praticano ciclismo, giovani che sono già interessati al ciclismo seppur non praticandolo, e giovani che magari il ciclismo non lo hanno mai frequentato. Ecco perché ci saranno le scuole coinvolte, il consolato generale, ci saranno delle esibizioni promozionali, non gare per i giovani. I giovani accompagneranno poi i campioni alla partenza del Criterium e per loro sarà, e lo credo fortemente, un motivo di grande soddisfazione e di emozione, perché no, essere lì a stretto contatto con i campioni. I campioni ne abbiamo 4 qui oggi che ci racconteranno le loro esperienze nei precedenti Criterium. Io desidero fin d'ora ringraziare tutta la stampa presente, la stampa locale, i signori fotografi, i signori operatori. Saluto la Gazzetta dello Sport che è rappresentata da Luca Celanella e da Ciro Sconiamiglio. Signori, buongiorno, benvenuti a Montebelluna. Ci ospita il comune di Montebelluna. Il primo saluto che viene portato è dal sindaco della città di Montebelluna, Marzio Favero. Buongiorno, un saluto a tutti. Beh, mi sentite anche senza microfono, no? Allora, permettetemi di salutarvi ringraziando di cuore il comitato promotore che ha voluto organizzare questo evento a Montebelluna. La nostra è una città legata allo sport a doppia mandata per il nostro sistema produttivo e aziendale, ma è anche una città che ha saputo farsi riconoscere i mesi scorsi a livello nazionale come città della cultura. Siamo entrati in un circuito che credo ci darà grandi soddisfazioni nei prossimi anni, perché il Ministero ci vuole a fianco della città di Palermo nel 2018 e della città di Matera nel 2019. Matera sarà capitale europea della cultura, assieme alle altre città che hanno avuto il coraggio di candidarsi per esprimere i valori della cultura. Ebbene, per me da sempre, fin da quando ero assessore allo sport in provincia, lo sport è anche cultura. Il ciclismo in modo particolare, perché è uno sport che si lega ai valori della nostra comunità. È uno sport popolare. Ogni sport esprime una cifra sociale. Il golf è magari uno sport che appartiene a un certo ceto sociale, la box esprime un'altra cifra ancora, il ciclismo esprime quella capacità di sacrificio, di lavoro che caratterizza gli strati più umili della popolazione. E proprio per questo è lo sport popolare per eccellenza. Noi qui abbiamo 2 grandi interpreti, Ballan e Tosato, che saluto, che ho avuto il piacere, Tosato ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente qualche anno fa. Ballan lo saluto e lo incontro oggi per la prima volta. Siamo onorati della loro presenza, così come siamo onorati della presenza di Enrico Bonserviate, perché alle spalle di questa operazione ci sta soprattutto il suo impegno, e ci vuole coraggio in un momento di crisi che rende difficile persino per le aziende importanti sponsorizzare eventi, dire portiamo a Montebelluna un appuntamento che tace da anni. Aggiungo un ringraziamento anche alla Lucrezia Favero e all'avvocato italo-albanese
perché assieme all'assessore Gobbo hanno lavorato in questi mesi per costruire questo evento che ci inorgoglisce, perché ci consente di dimostrare una volta di più che la scommessa che abbiamo voluto portare avanti 3 anni fa, volta alla pedonalizzazione del centro storico di Montebelluna, poteva creare le condizioni per avere eventi culturali importanti. A me spiace di una notizia che ho letto ieri sul giornale, in cui per contestare la pedonalizzazione si è data un'immagine deleteria e assolutamente fuori dalla realtà della città di Montebelluna. Questa è una città sempre più ricca di appuntamenti culturali e l'arrivo del Criterium è per noi un motivo d'orgoglio, perché poi caso vuole che si leghi questo ritorno proprio all'edizione del centenario del Giro d'Italia. L'edizione del centenario che ci riporta peraltro a un altro centenario, quello della Grande Guerra, dove la bicicletta era utilizzata anche a scopi militari. E quindi sono molte le dimensioni che si intrecciano in questo appuntamento, e fra queste, come accennava il presentatore, vi è anche quella dell'attenzione alle nuove generazioni, all'educazione stradale, all'uso responsabile della bicicletta, e pertanto se la kermesse serale con i campioni che hanno appena concluso il Giro d'Italia potrà attrarre il grande pubblico e sarà senz'altro il momento clou della giornata, però non vanno trascurate affatto le lezioni che verranno tenute presso le scuole i giorni precedenti e il mini giro all'interno delle piazze cittadine che sarà riservato ai più giovani, perché questa diventa un'esperienza di condivisione e anche di acquisizione responsabile dell'uso della bicicletta. Il circuito fra le piazze vi sarà spiegato fra poco nei suoi aspetti tecnici. Certo è che aver creato un anello di rotazione attorno al centro rende molto più agevole anche in termini di sicurezza la gestione di manifestazioni come queste. E quindi un grazie ancora a Borsembiante, un grazie a Eginio Micheletto, che è presidente della Feder Ciclismo Veneto e che è qui con noi questa mattina a rappresentare un movimento che è nel cuore di tutti i nostri concittadini. Chiudo con una battuta. Stiamo attraversando anni difficili. Nei anni difficili serve, per superare le difficoltà, recuperare anche il senso del sacrificio. Se c'è uno sport che esprime, come dicevo prima, senso di sacrificio, è proprio il ciclismo, e quindi vediamo in questa kermesse anche un auspicio positivo, quello che noi tutti assieme, pedalando assieme, si possa superare questo momento della storia del nostro paese che purtroppo ha avuto riflessi pesanti per la nostra economia e anche per una parte della nostra popolazione. Un grazie ancora e che questa edizione sia propedeutica a molte altre edizioni a venire. Sindaco, mi adeguo anch'io senza microfono, via. Saluto l'assessore alle politiche giovanili e allo sport del comune di Montebelluna, Elisa Gobbo. Buongiorno, benvenuta, grazie per essere con noi. Io sono fermamente convinto che quando si parla di ciclismo giovanile e quando lo si fa davanti a una platea importante qual è quella odierna, ma lo si fa davanti a un presidente che può essere del comitato provinciale o regionale o comunque un dirigente nazionale, quando si parla di giovani, c'è un orgoglio speciale, particolare, perché sono quel qualcosa di cui il sindaco si pronunciava, sui quali crediamo sempre, e non solo nel ciclismo, nello sport, perché lo sport è vita fino a prova contraria, crediamo sempre nel continuare questo credo. Cosa ne pensa il Presidente del Comitato regionale del Veneto della Federazione Ciclistica Italiana, Eginio Micheletto? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Innanzitutto vorrei associarmi alle parole del Sindaco, ha già delineato bene la questione. Credo che, come dire, una manifestazione che mette insieme l'esperienza, una grande esperienza di professionisti, ma che sia la possibilità di trovare una occasione che i ragazzi, che i bambini possono vedere in questa realtà anche, come dire, la gioia di stare assieme a persone che sono arrivate di un certo posto, di un certo luogo, di un certo momento,
ma che sia anche la possibilità come dire, di essere dentro una realtà ciclistica a tutto tondo, no? Perché il ciclismo effettivamente è un evento che coinvolge situazioni diversissime, coinvolge i bambini, coinvolge gli anziani, coinvolge le famiglie. Ieri abbiamo assistito ad una manifestazione papà-figlio, no? Eccetera. E il ciclismo è una grande realtà che mette insieme tante situazioni diverse, no? Però io ho un'emozione particolare stamattina, perché guardate che quando ero bambino, quando ero ragazzino, a Scorsese si faceva il circuito degli assi. Non ti puoi ricordare perché non era l'assa, no? E mi ricordo, insomma, l'emozione che ho avuto a vedere Massignan, Battistini, Merckx, una cosa eccezionale, no? E ho questo ricordo bellissimo, no? Credo che mi è restato per tutti gli anni e credo che sia un'occasione importante anche i ragazzini oggi che sperimentano questa possibilità di stare assieme ai campioni sia di grande utilità. Ecco, l'ultima cosa che vorrei dire è che effettivamente nell'ambito della nostra federazione, ecco, l'attenzione al mondo giovanile è il fatto principale che abbiamo. Il mondo sta cambiando, i bambini stanno cambiando rapidamente, le famiglie sono in evoluzione, le famiglie sono sempre più ristrette anche a livello di figli, eccetera, per cui stiamo pensando ad un ciclismo che abbia più attenzione alla nuova realtà, alle nuove esigenze, e questo credo che sia fondamentale, perché il ciclismo può essere una grande scuola, ma deve trovare situazioni, possibilità, eccetera, per essere effettivamente praticato e non solo come dire, detto, ma praticato realmente, per cui servono strutture, eccetera. E poi serve anche la grande questione che il sindaco sa, serve l'esperienza del volontariato delle persone che stanno dei bambini, ecco, e questo non finiremo mai di ringraziarlo, questa è la nostra forza. Comunque grazie veramente di questa manifestazione, credo che per noi e per la Federazione Veneta sia un grande orgoglio di avere una manifestazione di questo genere, di questo stile, ecco, perché questo, ho letto il programma, è un programma che mette emozioni, questo per chi è un appassionato mette emozioni, c'è poco da fare. Ecco, se mettiamo questa esperienza con questo stile, credo che tutto il movimento ne avrà un grande beneficio. Vi ringrazio veramente di cuore a nome di tutta la federazione regionale. Grazie Gino Micheletto. Credo che tutti quanti siamo d'accordo che oggi non è facile, e qui abbiamo anche degli organizzatori, non è assolutamente facile organizzare eventi, anche il piccolo evento per arrivare al grande evento. Però il sindaco diceva prima, dobbiamo pedalare assieme per far sì che questo si possa verificare e avvenire dunque. E una dose di sano coraggio ce l'ha avuta questo nuovo comitato organizzatore, che è presieduto da Enrico Consembiante, che io lancio una domanda: come nasce? Perché Montebelluna il criterium degli assi? Intanto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Ma questo è un progetto nato 3 anni fa, è giusto fare un passo indietro, dove per la pressione che mi lega al ciclismo ho voluto organizzare una gara di giovanissimi, di bambini. E allo stesso tempo però mi sono guardato dentro e mi sono detto: una volta a me cosa sarebbe piaciuto avere al mio fianco? Il professionista, perché era quello il mio sogno. E da lì è nata l'idea di mettere questi bambini insieme ai professionisti, così in modo goliardico. E ve lo dico col cuore, vedere delle scene emozionanti di questi bambini, ma soprattutto i genitori emozionati, che piangevano a vedere i loro figli insieme ai professionisti, come dicevano giustamente i signori prima, in un momento così difficile, mi ha dato la forza per dire: ok, proviamo a fare una cosa in grande stile. E da qui, grazie a una persona che poi vi presenterò, è nata l'idea di riprendere il circuito degli assi a Montebelluna. Questo perché siamo convinti, sono convinto io per primo, che portare questi campioni a contatto con la gente il giorno dopo il giro insieme ai bambini, penso che cosa migliore non ci possa essere. Formula vincente sicuramente, per il motivo che spiegavo prima, termina il giro, ancora caldi,
vengono qui a pedalare. Il percorso. Ma il percorso, come ha accennato il sindaco prima, grazie anche alla soluzione del PUT che ha intrapreso lui dopo una lunga battaglia, siamo riusciti a ricavare un circuito che è denominato circuito delle piazze all'interno del PUT, proprio in centro a Montebelluna, che va a toccare quasi tutte le piazze di Montebelluna. Un circuito di 1 chilometro circa, che sarà da ripetere una cinquantina di volte, adesso vedremo, dove al pomeriggio si esibiranno anche i giovanissimi, i bambini. Abbiamo già fatto un sondaggio con le società e abbiamo dovuto dire basta perché mi sono già arrivate quasi 400 richieste, quindi dobbiamo stare un po', quindi vuol dire che questo il messaggio è stato concepito dalle società e questa è una cosa molto importante. Per di più, come accennava il sindaco col discorso delle scuole, faremo dei programmi da aprile e maggio, degli interventi nelle scuole, e il giorno dell'evento daremo la possibilità a questi bambini, qui dietro la loggia, in piazza Senese, dove verrà allestita una pista pan track dei circuiti apposta, per insegnare ad andare in bici e insegnare l'educazione stradale, mettendola in pratica, a tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi al ciclismo. È forse prematuro adesso, perché è una domanda che arriverà sicuramente poi dai signori giornalisti e non soltanto. È prematuro parlare di nomi di campioni presenti, uno perché mancano 2 mesi più. È prematuro, io posso solo dire che da quando è uscita la notizia di questo circuito abbiamo avuto tante richieste dai corridori e questo è stato positivo, perché anche per loro è una cosa bella essere a contatto con la gente. Non possiamo fare nessun nome perché ovviamente dovremo prima aspettare la lista dei partenti e poi vedremo, però vi assicuro che potranno esserci, ci saranno dei bei nomi. Questo percorso, hai detto, questo percorso che vi porta ad organizzare questo evento è stato determinato, fondamentale, l'appoggio della persona. Sì, infatti volevo introdurvi una persona che è qui al mio fianco, l'avvocato Italo Albanese, che è stato colui che è riuscito a fare da intermediario tra me, il comune e una serie di situazioni particolari e che ha voluto fortemente il circuito qui a Montebelluna. Quindi avrei piacere di presentarvi l'avvocato Italo Albanese. Grazie. Io sono qui in rappresentanza in realtà del team di professionisti che hanno collaborato e che collaborano con il comitato al fine e che ringrazio, come ringrazio tutti voi qui presenti. Sono un appassionato di ciclismo, ma non prendete per cortesia in considerazione il mio aspetto fisico, che come esile comunque, vuol dire non fa testo a riguardo. Come nasce questa idea è già stata spiegata, cosa arriva a rappresentare questo circuito è stato spiegato. Io dico solo una cosa, e cioè abbiamo riunito qui questo evento, diciamo, questo evento non rappresenta soltanto a nostro modo di vedere, c'è questo che poi ci ha condotto e via via ci ha preso, diciamo, ci ha proprio coinvolto totalmente, perché non è soltanto una manifestazione ciclistica, non è soltanto una manifestazione ciclistica che coinvolge professionisti validissimi e giovani e che quindi dimostra tutta la valenza che lo sport ciclistico può e lo sport in generale riesce ad offrire, però diciamo è anche un punto di congiunzione, ed è un punto di congiunzione a mio avviso tra la nuova diciamo, immagine che Montebelluna è riuscita a darsi con la costituzione di un centro con delle piazze, un dedalo di piazze tra loro comunicanti, un centro che esprime socialità, esprime volontà di andare avanti, di superare, come diceva il sindaco, anche questi momenti di crisi che da ultimo ci hanno diciamo, funestato, e lasciamo perdere le considerazioni, voglio dire, non siamo qui per tracciare questi, però è un messaggio positivo in avanti, che gode di una logistica quest'oggi splendida e che quindi ripropone, a mio avviso, Montebelluna e tutta la fascia di comuni pedemontani che fanno parte dello sport system, che da Nervesa vanno fino al Bassanese, voglio dire, ripropone all'attenzione dei media e penso della nazione intera, così come di tutti coloro che seguono lo sport, ripropone questa zona come una zona effettivamente
la Silicon Valley, lasciatemi usare questo termine, dello sport system, fatta di 1000 professionalità, di tantissime aziende, di tantissime persone capaci, e quindi è giusto abbiano in Montebelluna come rappresentante di questa, diciamo, di questa territorialità, di questa industrializzazione o artigianalità, se si voglia, che riescano a trovare dunque una espressione come quelle che hanno già avuto in questo territorio, perché non è mica il primo evento, voglio dire, eventi di carattere, caratura mondiale o comunque internazionale non già avuti, ma che si ripresenti, ed è giusto anche a mio avviso che non si ripresenti solo un anno, ma che possa costituire un elemento, diciamo, a calendario importante per dare voce, spazio e diciamo luce a tutta questa zona e a tutto questo territorio. Grazie. Nel comitato organizzatore di questo bentornato, è il caso di dirlo, Criterium degli Assi, approda un campione del mondo, il vicepresidente Alessandro Ballani. Allora Alessandro, quando Enrico Calzobiante ha detto dai che facciamo questa cosa, la tua risposta qual è stata? Beh, credo sì, perché sei qui. Beh, senza ombra di dubbio mi sono subito prestato all'idea e ho subito accettato, e anzi ringrazio il sindaco che ci ha ospitato. Perché il tipo di voce è un po'. Ringrazio il sindaco che ci ha ospitato qui e ha accettato subito questa nuova sfida, e io posso dire che all'inizio della mia carriera, essendo stato un corridore più che altro famoso in Belgio, fare i circuiti in Italia mi hanno fatto conoscere il pubblico italiano, e fino a che poi non ho vinto appunto il mondiale in Italia a Varese. E mi ricordo che correre a Castelfranco Veneto, a Brescia o in altri paesi era per me una cosa bellissima, perché decisamente correvo poco in Italia, potete pensare che ho fatto solamente un Giro d'Italia nella mia carriera e quindi ero molte volte all'estero, quindi per me il circuito voleva dire tantissimo. E cosa dire dopo? Siamo in un territorio dove il ciclismo, ci sono molte aziende che lavorano in ambito ciclistico, e quindi è un'occasione per rilanciare il ciclismo, perché in Veneto ad oggi, se non passa il Giro d'Italia, purtroppo siamo orfani delle grandi gare di ciclismo, e questo non c'è più il Giro del Veneto, non ci sono più molte altre gare, e credo che questa sia un'iniziativa giusta per rilanciare il ciclismo in Veneto. Ci siamo preparati una data che è una data importantissima, quella del giorno dopo del Giro d'Italia, non è da poco, e io spero che non sia solamente una cosa di un anno, ma come ha detto l'avvocato, che si possa portare avanti e possa diventare veramente il criterium più importante in Italia. Altri stati come Belgio, Francia, Olanda vivono di questi criterium, ci sono dei paesi che fanno proprio delle feste popolari legate a questi circuiti, e io di cuore mi auguro che diventi così anche per Montebelluna, che diventi così per il ciclismo italiano. Sarà determinante, importante e perché no, determinante la tua esperienza acquisita da ciclista, e soprattutto per quello che hai visto un po' in giro per l'Europa. Sarà importante la tua... Sicuramente sono qui per dare il massimo, per aiutare in tutto quello che ho accumulato in questi anni. L'unico rammarico mio sarà quello di non poterlo correre, purtroppo, però dai, l'importante è fare del bene al ciclismo, come si è detto prima, fare del bene dei bambini e accostarli a dei grandi campioni, e riuscire a portare qui i grandi campioni. Alla fine io penso che come si è sempre visto quando sono state organizzate delle tappe in Veneto, c'è sempre stata grande affluenza. Mi ricordo la stessa tappa che ha vinto Matteo qui a Montebelluna, o le tappe organizzate a Valdobbiadene, a Asolo, la cronoscalata del Monte Grappa. Insomma, il Veneto ha bisogno del grande ciclismo, ha bisogno di vedere i campioni correre sulle nostre strade. Quindi io faccio un grande in bocca al lupo a questa manifestazione, che possa diventare veramente grande. Grazie Alessandro Ballani. Il suo nome è già stato pronunciato 2001, il
Il Giro d'Italia parte da Gradisca di Sonzo, arriva proprio qui a Montebelluna e vince un trevigiano di Castelfranco Veneto, Matteo Tosato. Io nominerei Matteo Tosato, se il presidente e il vicepresidente me lo consentono, un ottimo consigliere per questo percorso che state facendo. Qui sta? Sì, si fa qualsiasi cosa per il ciclismo. Comunque voglio ritornare un passo indietro, intanto grazie per l'invito, per tutto quanto, e penso che bisogna solo fare un applauso alla gente che ha pensato a questa manifestazione, al comune, a tutti quanti e a tutti gli sponsor, perché come dicevano prima le persone, in questo momento un po' difficile di come va un po' il mondo, è difficile organizzare delle cose molto importanti. E bisogna solo dirgli bravi e sicuramente sarà un grande successo. La data penso che non sia la messa per caso, penso che sia la miglior data che potevano scegliere. E un'altra cosa molto bella è con i bambini. Io adesso da un po' di mesi che ho smesso di correre, ho finito la mia carriera e ho avuto un po' di cose con i bambini e si vede, prima eri professionista, lì è solo il tuo mondo, adesso ti guardi indietro, si vede il movimento che c'è, le persone che lavorano per i giovanissimi, le società, tante cose, e quello è il futuro. E secondo me l'abbinamento di ragazzi e il professionismo è una cosa bellissima. Mi associo come Alessandro, purtroppo mi dispiace non farlo, dopo 20 anni di carriera, quest'anno è un criterium alle porte di casa non esserci, però sicuramente ci sarò, e se posso dare una mano sono il primo a dare una mano e posso solo dire un grande in bocca al lupo e speriamo che sia il primo di una lunga serie di questi avvenimenti a Montebelluna ma anche in tutto il territorio nazionale. Grazie Matteo. 34, non dimentichiamo i 34 grandi giri e i 7 mondiali. Mi sia concesso, entro nel privato, stasera ad Arezzo ti viene consegnato un premio importante. Sì, questa sera a Castiglione Fiorentino alle 8:30 riceverò un bellissimo premio in memoria di Alfredo Martini, è stato organizzato dal CONI e soprattutto per la gente che sarà premiata. Io per il ciclismo Alfredo Martini ci sarà Gianluigi Buffon per un premio, ci sarà Rigo Sacchi e altri nomi molto importanti. Quando mi è stato chiesto se potevo, come si fa a rinunciare a un premio che sia per me, penso che anche per Alessandro, Alfredo, anche se non è mai stato il mio commissario tecnico nazionale, però era il nostro tecnico, perché prima dei mondiali, vero Alessandro, ti ricordi, il sabato sera noi facevamo la nostra riunione tecnica il venerdì sera, ma lui il sabato aveva la sua riunione e poteva parlare anche 2 ore, che per me era poco, per tutti quanti. E penso ricevere un premio di questo, sono felice di esserci e penso sia una cosa grande e aggiungo soprattutto meritato, soprattutto Penso, il nostro papà, il papà del ciclismo, penso che ci sia ancora, e non tanto tempo fa ho conosciuto la figlia e penso che proprio sia la fotocopia del papà che è la famiglia com'è, e penso che vado molto volentieri. Grazie Matteo Tosato. Un'altra esperienza che ci viene portata da un ex professionista, Marco Bandiera. Marco Bandiera, terminato la sua carriera nel 2016, ne hai fatti di criterio? Ne ho fatti, sì, in Italia no. Fortunatamente. Cosa prova un campione, un professionista a gareggiare con il pubblico che è lì, che è vicinissimo, che quasi ti tocca? Voi abituati comunque a grande pubblico sempre, perché il ciclismo è pubblico, però qui in questo contesto è diverso. Sì, diciamo che quando fai un circuito sei meno concentrato che per una gara, un tour, una classica, così, quindi riesci anche a essere un po' più a contatto con le persone che ci sono. È una bella soddisfazione, soprattutto se lo fai in Italia e lo fai nel tuo paese o nei paesi vicini.
Cosa fa oggi Marco Bandiera? Io adesso praticamente non corro più, o meglio, esco in bici però in modo amatoriale, in modo tranquillo con gli amici, e ho un'azienda assieme a Tiziano Dall'Antonia, facciamo calzini per ciclismo quest'anno, poi nei prossimi anni anche altri sport, e basta. Quindi diciamo che vedo il ciclismo in modo totalmente diverso da prima. Salutiamo Tiziano Dall'Antonia. Buon lavoro, però vi aspettiamo perché siete tutti importanti e fondamentali per questa bella nuova realtà. Grazie Marco Bandiera, grazie a Tiziano Dall'Antonia. A questo punto chiedo ai signori presenti se ci sono domande specifiche da rivolgere a chi è già intervenuto. Buongiorno, sono Walter Baseggio, consigliere di Montebelluna. Volevo fare i complimenti a questi due straordinari campioni, Matteo Tosato e Alessandro Varano, che hanno portato in giro per il mondo i colori del Veneto. Grazie. Ci sono domande? Siete stati esaustivi. Arrivo. Ah sì, certo, il direttore di gara del Giro d'Italia, Raffaele Babini. Benvenuto. Benvenuto. Hanno coinvolto anche lei alla fine. Per forza. Benvenuto. Grazie, un cordiale saluto. Come poter dire di no a un amico che è riuscito a sensibilizzare ciò che il ciclismo può avere bisogno dopo un grande evento che è il Giro. Il Giro è attese, il Giro è interesse, il Giro è entusiasmo, il Giro è sensazione. E credo che poterlo vivere immediatamente già il giorno successivo sia l'ingrediente giusto che gli italiani, ma uno sport, una realtà come la vostra veneta, che si contraddistingue e che è un fiore all'occhiello per il movimento italiano. Dire di no a Enrico era come dire che è il mio driver in macchina e abbiamo modo quotidianamente di scambiarci delle opinioni, perché le incertezze, i dubbi, sia durante la corsa ma anche quello che riguardava questo evento. Per cui per me è motivo di grande soddisfazione e onore essere qui di fronte a questa platea, a questa presidenza, per cui per offrire il mio modesto contributo per quello che l'evento merita, e credo, come ho già stato detto, sia il primo di una lunga serie, non solamente per il territorio veneto di Montebelluna, perché a Montebelluna un Giro del Veneto fece il circuito dei colli, il circuito per arrivare poi a Castelfranco, ma da questo io ho avuto la possibilità di, in quel contesto, di conoscere quella cittadina, quegli amministratori che lei sindaco l'hanno preceduta, ma magari lei era assessore, e questo cosa sta a significare? Che il ciclismo è qualcosa che abbiamo dentro e credo che dobbiamo trasferirlo, e questo binomio campioni e giovani sia la chiave di lettura giusta per guardare nella direzione che i giovani si aspettano da noi adulti. Grazie. C'è un programma di massima, lo possiamo definire così, di massima, ma che è molto vicino a quello che sarà il reale, che trovate nella vostra cartellina. Si partirà alle 14:30, l'ultimo atto sarà alle ore 21, ma la festa continuerà poi in piazza, e perché no, magari nelle varie piazze che andranno a caratterizzare questo circuito. A questo punto, se non ci sono altri interventi, prego signor Sindaco. C'è un'ultima, no, c'è anche un'altra idea, quella della notte rosa, se lo vuoi spiegare, lucidare, poi io chiudo con un ringraziamento. L'idea della notte rosa è nata insieme al sindaco per appunto far
far sì che a Montebelluna ci siano i negozi aperti, ci si possa creare degli eventi nelle varie piazze, per dar modo a tutto il pubblico che verrà, che io spero sia tanto, di poter conoscere in tutta la sua bellezza Montebelluna. E il sindaco ha sposato in pieno questa mia idea. Ovviamente andremo a coinvolgere quello che è il nostro partner fondamentale, cioè il Mosaico, un'associazione che vede assieme il comune con i commercianti del centro sotto l'egida dell'Ascom. Da parte mia semplicemente un ringraziamento di cuore nuovamente ai produttori, perché è dovuto, perché è una grande opportunità per Montebelluna, e il ringraziamento diventa doppio perché mi salvano dallo stress che negli ultimi mesi mi ha provocato il mio consigliere Walter Baseggio, che diceva dobbiamo fare qualcosa assolutamente per il ciclismo a Montebelluna, e quindi vi ringrazio doppiamente. Grazie ancora e credo che ci sia un brindisi, no? Se mi era permesso, voglio fare una domanda a Matteo, che ha vinto qua sulla nostra città, sindaco. Se quell'attacco che l'ha fatto sulla groppa lo ha fatto in moto oppure sulla bicicletta, perché se lo aveva preparato prima con la squadra o è venuto così spontaneo sotto Matteo? Devo essere sincero? Sì. L'avevo preparata la sera prima, io gli ho detto domani mi piacerebbe provare a fare la tappa perché arrivando vicino a casa volevo provare. E è andata bene, un po' di fortuna anche. Dai. Sotto diluvio. Sotto diluvio.